Venendo a lei, lei lo conoscerà, Stefano Zanetti, che la tiene d'occhio da Portogruaro. Sì, è stata Non una mi cosa ricordo, simpatica. ho posto questo video che l'onorevole Viola è interrotto dalla fantomatica signora Maria durante un comizio che si è tenuto all'ingresso dell'ospedale di Portogruaro. In quel caso, per fortuna, la signora Maria non ce l'aveva con me, ma interveniva a sostegno di quello che stavamo dicendo. Quindi, Ma se lo vuole passare. No, comizio all'ingresso dell'ospedale di Portogruaro. Alcuni mesi fa a Portogruaro, insomma, Portogruaro è uno di quegli ospedali che è sempre molto in bilico per... La signora Maria Porge Saluti. Sì. E la signora Maria è intervenuta mentre stavamo dicendo le ragioni, i motivi per cui quell'ospedale andrebbe mantenuto, non salvato, perché ancora non stiamo parlando di chiusura, e la signora Maria, insomma, intervenne in maniera molto colorita per sostenere le ragioni del mantenimento dell'ospedale. L'intervento dell'onorevole Rodolfo Viola è stato interrotto per alcuni attimi dall'ingresso di una simpatica signora, la quale a gran voce ha detto che l'ospedale non deve essere chiuso perché serve a tutti. Il punto vero è la coesione territoriale. Non si serve all'ospedale, che qua l'ospedale serve per tutti, per i vecchi, per i grandi, per tutti. E non si serve a niente, è inutile spendere soldi per aver messo a posto l'ospedale, per dopo saranno per far cosa. Resta verde che stai sempre verde. E saluti, arrivederci. Grazie. Come che è successo? È una vergogna se lo chiudete. Come che si chiama? Signora Anna? No, mi non sono Anna, mi sono qui. Esatto. Mi basta. Mi sono qui, basta. Allora, il punto vero è trovare, come dire, un punto di coesione territoriale. Quindi che fine fa quello? È una di quelle situazioni in difficoltà. Io anche qui faccio una riflessione. No, noi parliamo di razionalizzazione degli ospedali. Vengo dall'AS 10, lì ci sono 4 strutture ospedaliere. Secondo me è un'enormità. C'è una casa di cura privata, insomma, Fabio Fioravanti conosce la situazione perché insomma, che è una casa di cura privata, c'è l'ospedale di Sadonà, quello di Jesolo e quello di Portogruaro. È evidente che va fatta una razionalizzazione. Diciamo, io la penso così, penalizzare Portogruaro è l'ultima delle cose da fare, per il semplice fatto che Portogruaro è il più periferico, ha vicino come dire, l'area del Pordenonese. Perché siamo intervenuti proprio ieri su questo tema? Ha vicino l'area del Pordenonese dove ci sono altri ospedali. Lì va fatto un accordo interregionale col Friuli per evitare che la marginalità di quell'ospedale diventi un costo per la sanità del Veneto e da un certo punto di vista, e dall'altro una via di fuga costante dei cittadini in quell'area. Naturalmente poi dovremo razionalizzare tra Sandonà e Jesolo, perché questo non possiamo più rinviarlo, e la casa di cura. Casa di cura, pensi che 5-6 anni fa c'era allora assessore alla salute e alla sanità del Veneto Flavio Tosi, le schede prevedevano la chiusura di quella struttura, insomma la sua uscita dal sistema pubblico, e questa cosa poi purtroppo non è stata più fatta, e ripeto, quello costa in termini di programmazione e di anche qualità della sanità pubblica nel Veneto orientale.